Ciao a tutti amici di Un Sorriso in Più e bentornati al nostro appuntamento settimanale con i migliori risultati sportivi. Come vi avevo anticipato la scorsa settimana, in questo fine settimana si sono svolte le finali della Nations League. La Nations League è una nuova competizione della UEFA nata solo pochi anni fa, infatti questa è stata la sua seconda edizione. In pratica è andata a sostituire le amichevoli che normalmente si giocavano tra le nazionali con una competizione ufficiale divisa in 4 fasce. L'Italia si trova nella fascia 1 e, vincendo il proprio girone, ha avuto accesso alle fasi finali. Le fasi finali per quest'anno si sono svolte in Italia tra Milano e Torino, quindi partiamo dalle 2 semifinali. Nella prima semifinale, giocata a San Siro, vedeva l'Italia contro la Spagna. Purtroppo per l'Italia è arrivata una sconfitta, che ha interrotto una striscia di 37 risultati utili consecutivi. La partita, terminata con il risultato di 2-1 per la Spagna con doppietta di Ferran Torres e gol di Pellegrini per l'Italia, è stata decisa dall'espulsione di Bonucci. Il capitano della nazionale italiana è stato espulso per doppia ammonizione per un fallo a metà campo seguito da una ammonizione per proteste. Una volta rimasta in 10, la nazionale italiana, che era già sotto per 1-0, ha subito il secondo gol a fine primo tempo. Inutile nella ripresa il tentativo di riaprire la partita, anche se all'83esimo è arrivato il gol di Lorenzo Pellegrini che aveva riacceso l'entusiasmo dello stadio, ma la Spagna è stata molto brava a non concedere più occasione all'Italia fino a fissare il risultato finale per 2-1. L'altra semifinale invece si è giocata a Torino, allo Juventus Stadium, e le due contendenti erano Francia e Belgio. La partita è stata scoppiettante, tant'è che il Belgio, che aveva terminato il primo tempo in vantaggio per 2-0, con gol di Ferreira, Carrasco e Lukaku, si è visto rimontare al 90° minuto dalla Francia. Quindi la Francia ha vinto la partita con i risultati di 3-2. Decisivo il gol proprio all'ultimo minuto di Teo Hernandez, il terzino sinistro del Milan, ha segnato con uno splendido sinistro la vittoria finale della Francia. Nella giornata di domenica si sono giocate le 2 finali. L'Italia ha giocato la finale per il terzo e quarto posto contro il Belgio. Da segnalare che a Torino, al contrario di quello che è successo a San Siro, Donnarumma è stato accolto con gli applausi del pubblico. Invece, quando ha giocato nello stadio milanese, sono stati numerosi i fischi contro l'ex portiere del Milan, reo, secondo i tifosi, di aver lasciato la squadra a parametro zero, accasandosi così al Paris Saint-Germain, squadra francese. Dopo questo piccolo incipit, torniamo alla partita. L'Italia, dopo aver giocato un ottimo primo tempo, però terminato sul risultato di 0-0, si è sbloccata nel secondo tempo, merito di uno splendido gol di Barella. Il giocatore italiano era appostato al limite dell'area e sulla respinta per un calcio d'angolo a favore dell'Italia ha trovato la botta al volo che si è andata ad infilare nell'angolino. Il raddoppio italiano è arrivato su rigore, segnato da Domenico Berardi, un rigore splendidamente guadagnato da Enrico Chiesa, probabilmente il miglior giocatore in campo per l'Italia. Nel finale è arrivato anche il gol segnato dal Belgio, che ha accorciato il risultato sul 2-1, ma è stato tutto inutile perché l'Italia ha vinto la partita e si è aggiudicata il terzo posto. Domenica sera invece a San Siro si è svolta la finale. Io sono andato a vederla direttamente allo stadio, avevo acquistato i biglietti purtroppo prima di sapere della sconfitta dell'Italia, ma è stata comunque una gran bella partita tra Spagna e Francia. Il risultato finale è stato 2-1 per la Francia. La partita è stata piuttosto a ritmi bassi nel primo tempo, mentre nel secondo tempo è letteralmente esplosa. Prima la Spagna al 60° minuto ha colpito una traversa, con la palla che è rimbalzata poi a pochi centimetri dalla linea di porta, traversa colpita da Teo Hernandez. Poi sul successivo ribaltamento di fronte ha segnato la Spagna, con il giocatore spagnolo Oyarzabal, e successivamente, proprio dopo il calcio d'inizio battuto dalla Francia per il gol subito, Karim Benzema si è inventato un gol clamoroso dal limite dell'area. Quindi nel giro di 5 minuti sono arrivati 2 gol e una traversa. La partita poi è scorsa molto più lentamente
fino ad arrivare all'80° minuto, in cui Teo Hernandez ha servito uno splendido filtrante per Kylian Mbappé, il quale ha scartato il portiere e segnato a porta vuota. Il gol è stato quello decisivo per la partita, ma nei minuti finali, come potrete vedere da un video che ho girato, c'è stato un calcio d'angolo per la Spagna in cui è salito anche il portiere e la Spagna ha avuto l'occasione per poter colpire di testa e cercare di impensierire la difesa francese, e poi ha rimesso un altro cross al centro in cui purtroppo il giocatore spagnolo non è arrivato, però la partita è stata molto bella e si è conclusa in un clima di festa per i molti tifosi francesi arrivati allo stadio, che hanno potuto alzare la coppa della Nations League e festeggiare la vittoria. Passiamo ora agli altri sport. Nel weekend si è corso anche il Gran Premio di Formula 1 in Turchia, tappa che ha sostituito purtroppo la tappa giapponese, in quanto il Giappone, per le restrizioni Covid che ha, non è ancora possibile svolgere un evento come il Gran Premio di Formula 1. In Turchia è arrivata la vittoria per Valtteri Bottas su Verstappen e il terzo posto è stato conquistato da Checo Perez. Soltanto quarta la Ferrari di Charles Leclerc, ma che per una decina di giri è stata anche in testa al Gran Premio. Purtroppo ha dovuto sostituire le gomme per usura ed è scivolata così al terzo posto ed è stata sorpassata nel finale dalla Red Bull di Perez. Soltanto quinto il campione del mondo Hamilton, che ha perso così la posizione di testa del campionato a favore dell'olandese Verstappen su Red Bull. Infine concludiamo con il ciclismo. Sabato si è corsa l'ultima classica monumento della stagione in Lombardia. La gara, che si è svolta tra Como e Bergamo, ha visto trionfare lo sloveno Tadej Pogačar, che ha battuto in una volata a 2 Fausto Masnada. Pogačar era andato in fuga a circa 30 km dall'arrivo, seguendo un attacco dell'italiano Vincenzo Nibali, il quale poi è stato staccato e Tadej si è involato da solo. Durante la discesa però è stato recuperato e agganciato dall'italiano Fausto Masnada, il quale ha sognato per diversi chilometri la vittoria, in quanto bergamasco e con l'arrivo nella sua città avrebbe avuto un sapore davvero speciale. Per oggi abbiamo terminato, ci vediamo settimana prossima con Passione Sportiva di Mattia e un saluto a tutti!